giorno del mio matrimonio per restare addormentato e non sentire la sveglia. Di sicuro non l'ho fatto apposta, anche se questo è quello che sostiene il mio analista. Fatto sta che in municipio lei non c'era più, e ho perso tutto per dormire un'ora e mezza in più. Ho speso in alcol quasi un patrimonio, in pratica senza trovare alcuna risposta. Poi verso il nono giorno ho capito che sbagliavo domande, e che forse non importa dove si sta andando, poi come ci si comporta nel percorso, e che mai una mia scelta può essere quella giusta. Se vedo una via di fuga, non può essere così, non è scritto se non qui. Toglimi il diritto di sbagliare. Non può essere così, non è scritto se non qui. Toglimi il diritto di sbagliare. Per non finire dritto al manicomio ho lavorato come un pazzo e mi han proposto un aumento. Io in quel momento ho realizzato che non era il mio campo, e che forse non importa dove si sta andando, poi come ci si comporta nel percorso, e che mai una mia scelta può essere quella giusta. Se vedo una via di fuga, non può essere così, non è scritto se non qui. Toglimi il diritto di sbagliare. Non può essere così, non è scritto se non qui. Toglimi il diritto di sbagliare. Ogni singola volta tu non sei qui, stai cercando una via di fuga. Ogni singola volta tu non sei qui, stai cercando una via di fuga. Ogni singola volta tu non sei qui, stai cercando una via di fuga. Essere o sembrare, cosa dire o cosa fare, aspettare o provare, farsi sotto, arretrare, mettersi a cercare cosa è bene e cosa è male.